te vai in deposito, ti trovi la locomotiva che è in stato a 6 di atmosfera di pressione e ti va a portare al minimo a 12, che se 12, 12 e mezzo la temperatura massima. Dopodiché scatta la valvola di sicurezza e ti spurghi. Ti va a preparare la macchina, ti va verso il fuoco, perché è il fuoco di stazionamento. Quindi ti va verso il fuoco, ti va a cominciare ad alimentarlo pian piano, finché ti porti l'atmosfera pronta pronta a operare. Pronta a operarti durante tutto il treno, ti va a fare pressione. E dice, cavolo io. Tenere sempre a questa pressione di 12? Quasi, ma sotto del 10 atmosfere rende molto meno, il vapore non è più saturo. E quindi bisognava buttare in continuazione? In continuazione. Era dura, era veramente dura. E anche il calore che buttava? Noi parliamo, d'estate facevamo la guerra per assegnarsi, per avere un treno di notte, perché se non era il sole, perché presentarsi a mezzodì col boccone in gola e guardare la locomotiva in agosto, e dice, cavolo io, te guardi la locomotiva, ti vedi il fumetto del vapore, il calore che si stacca da candaia, madonna, e ti va a montare sopra e il ferro scotta, tocca in mano, e scotta veramente. Quanti anni hai fatto il fochista? Fra il fochista e il macchinista del vapore ho fatto 10 anni. Ma proprio fochista? Fochista avevo fatto 3 o 4 anni. Quindi fino a 20 anni, poco più? No, anche 22. L'ultima volta che ho fatto è stata a Cagliari. I 8 mesi e mezzo, 9 a Cagliari, mi era stroncato, mi aveva un po' distrutto all'estate. E come vai a Cagliari? Perché i circolari servono, infatti dopo, a gennaio dell'anno dopo, arriva Marchesi non va a Cagliari. In quanto comunisti vi hanno mandato a Cagliari?